Mancano autisti e in forte diminuzione il numero delle aziende di autotrasporto e dentro i prossimi 10 anni la metà di chi oggi guida un mezzo pesante andrà in pensione. Si stima siano 1500 i camionisti che non si trovano sul mercato del lavoro in Veneto, perse oltre 2000 ditte di autotrasporto. L'allarme lanciato dalla CGA di Mestre che prevede nei prossimi 10 anni un futuro incerto per il settore del trasporto merci. Se consideriamo che l'80% delle merci viaggia su gomma, c'è il rischio che fra qualche anno tanti semilavorati e prodotti finiti non potranno uscire dai cancelli delle fabbriche dove sono stati realizzati, perché non ci saranno tir sufficienti a trasportarli a destinazione. Un problema che non riguarda solo il Veneto, ma che interessa anche tutta l'Italia e l'Europa. Un lavoro che per ritmi, lontananza da casa, stress e impegno fisico ha visto allontanarsi sempre più persone anche per le barriere d'ingresso al mestiere. Per poter mettersi alla guida di un tir, infatti, serve la patente idonea che ha un costo che si aggira intorno alle migliaia di euro. Una difficoltà riscontrata anche da Confartigianato che da anni propone interventi e soluzioni. Sono 10 anni che denunciamo il problema. Abbiamo lanciato 2 proposte, le abbiamo lanciate 3-4 anni fa, le stiamo rilanciando, ma nessuno le prende sul serio. Quando ci sono persone in cassa integrazione, persone senza lavoro, il governo si faccia carico di fare dei corsi gratuiti per fare la patente. La seconda proposta è andare nei paesi del terzo mondo, formarli a casa loro, insegnargli un paio di lingue, italiano e inglese, dopodiché formarli per il lavoro. Non si trovano lavoratori nonostante la domanda ci sia. È questo il punto sollevato anche da Confartigianato che stima che le imprese della marca abbiano perso 269 milioni di euro di valore aggiunto. A luglio su 6.300 entrate previste di nuovi lavoratori, 3.446 hanno profili professionali difficili da reperire, pari al 54,7%. Le aziende non devono essere lasciate sole, sottolinea il presidente di Confartigianato Oscar Bernardi. È il momento di programmare politiche adeguate che coinvolgano il settore economico e sociale. Tante le pratiche che alcune aziende stanno mettendo in atto per trattenere il personale, dall'incremento dei salari attraverso super minimi alla flessibilità degli orari di lavoro. Ma quanto si sta facendo, secondo Confartigianato, non è ancora abbastanza.